Giuseppe d'Arimatea, il membro ragguardevole del Consiglio, aspetta anch'egli il regno di Dio. Fattosi coraggio, si presenta davanti a Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meraviglia che fosse già morto. Fa venire il centurione e gli domanda se davvero è morto da un pezzo. Visto il rapporto del centurione, concede il cadavere a Giuseppe. Questi, comprato il lenzuolo nuovo, cala Gesù dalla croce. Un corpo senza vita, un volto senza sguardo, una bocca senza sorriso, senza parola. Gli amici lo calano dolcemente dalla croce. Lo stringe fra le braccia, il capo sul petto, come quando era bambino. Tutto lo percorre con le sue carezze, tutto lo sfiora con i suoi baci. La pietà, la madre che rinnova la sua maternità, contrastando con l'amore e la morte, riaffermando la vita con la speranza. Nelle tue braccia, madre dei viventi, c'è il nostro futuro, il seme di nuova vita. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, che porta con sé un'anfora pesantissima piena di profumo, mirra con aloe, prendono il corpo di Gesù, lo distendono e, compiuto il rito dell'unzione con il profumo, lo avvolgono nelle bende,
conforme al costume seguito dagli ebrei per la sepoltura. Il freddo della morte avanza dai piedi e dalle mani. Ultimo focolare, semispento, di vita è il petto, il cuore. Forse lì prenderà rifugio la vita. Mani morbide e amorose di donne, mani di tutte le madri, massaggiate, accarezzate, spandete profumi su quel corpo martoriato. Gli aromi sono di morte, ma il profumo che si diffonde È di vita. Vi è un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, in cui non è stato mai sepolto nessuno. Quivi dunque pongono Gesù. Fanno rotolare una pietra davanti all'ingresso del sepolcro e se ne vanno. Poi i farisei, ricordando che Gesù aveva detto «Dopo 3 giorni risorgerò», sigillano la pietra e mettono a guardia dei soldati. È straordinario quello che sta succedendo. È appena passato il sabato ed ecco che un potente terremoto squarcia la terra e fa rotolare la pietra. Colui che troppo presto e con troppo odio abbiamo voluto consegnare alle tenebre, in un bagliore accecante rinasce alla luce e torna a pulsare il cuore del mondo. Ecco il terremoto, il più potente di tutti. È il cuore del mondo che ricomincia a battere. Il luogo del cranio, Il Golgota. si gonfia e scoppia di vita. Ora che tutto è buio, Tutto si fa più chiaro. Il cielo aprì le porte, E sopra un monte lui abbracciò la morte, ma l'abbracciò così forte. che a morire fu lei. Il mio Dio, gettato come seme nel solco, germoglia frutto di resurrezione. Alleluia! Alleluia! Anastase! Resurrexit!
No,